Intanto Riace 1750 abitanti. Su questa popolazione ce ne sono 350 cittadini immigrati, chiedono l'asilo politico, quindi vengono da dove ci sono dei conflitti, delle guerre, sono cittadini in fuga dalle guerre. E quindi abbiamo utilizzato questo centro storico che si era svuotato nel corso degli anni, facendo una richiesta ai proprietari che sono in giro per il mondo. I profughi che erano arrivati erano tutti del Kurdistan o iracheno o turco, e da quella storia nasce questo luogo di accoglienza, così, per queste combinazioni. Da quando inizia questa esperienza, dal 1998, il numero delle persone che sono passate da Riace è enorme, e l'accoglienza è stata un input poi a continuare, a recuperare le case abbandonate, ad introdurre una idea di recupero dei luoghi. Non si può pensare che le persone vengono confinate e che poi non sviluppano quei conflitti, quelle tensioni, perché tu non li consideri allo stesso modo. Ecco, esattamente all'opposto di quello che è venuto qua. Un pianto lungo secoli che non ti immagini, è polvere di polvere, polvere di polvere. Allora, siamo a Polistena, nella piana di Gioia Tauro. Ci troviamo quindi nel versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Una forte presenza dell''ndrangheta, ma nello stesso tempo la storia della piana è anche una storia di antimafia. Polistena si è distinta in quest'ultimo cinquantennio per una lotta alle mafie molto più incisiva. In questo contesto di antimafia anche reale, concreta, è nata la cooperativa Valle del Marro Libera Terra. Insegna di uno slogan e programma di vita: cambiare per restare, restare per cambiare. All'inizio nessuno ci scommetteva, i ragazzi venivano chiamati pazzi, il prete che li incoraggiava più pazzo di loro. E noi viviamo in un territorio dove il cooperativismo non è facile, quindi il fatto che dei ragazzi si sono messi insieme e da 10 anni resistono come cooperativa in quanto tale è il primo traguardo molto importante che hanno raggiunto. La Chiesa in questo territorio ha un ruolo fondamentale. Allora il fatto che la Chiesa si sia sporcata le mani in questo campo è stato molto importante per la gente del luogo. Tra queste scelte di Chiesa c'è anche la scelta di questo palazzo dove noi ci troviamo. Era un palazzo appartenente alla Cosca Versace ed è stato sempre il simbolo del loro potere. Ebbene, questo era il palazzo che era il senso del consenso. Così che appena che c'è stata la confisca definitiva, la parrocchia ha chiesto che fosse affidato questo palazzo. Abbiamo realizzato un progetto denominato Liberamente Insieme. A fianco alla parrocchia c'è la cooperativa Valle del Marro e c'è l'associazione di volontariato Il Samaritano a livello locale. A livello nazionale e internazionale c'è Libera. Dopo i fatti di Rosarno è fatto in modo che Emergency entrasse in questo progetto, il progetto Noi con gli altri di Unicop Firenze, e tutti insieme abbiamo presentato il progetto sull'uso e sulla ristrutturazione di questo palazzo alla Fondazione Con il Sud. Ormai ti dicevo, il centro di aggregazione è funzionante, è molto abitato dai ragazzi, e la cosa positiva è che gli abitanti del quartiere stanno mandando i figli. In questo modo noi la gente la portiamo dalla nostra parte, capisci? La Calabria e questo territorio è un territorio in cui delle grandi contraddizioni. Dietro queste cose c'è una forza che con fatica si sta affacciando, perché la legalità è fatta di tante cose, di piccole cose, dalla scelta dove prendi un caffè, dalla scelta del ristorante che scegli, dal negozio che frequenti. Piccole cose che diventano grandi cose, perché l''ndrangheta vive di consenso. Se gli togli il consenso, l''ndrangheta finisce. Questa è sempre la lezione che mi guida in un percorso di legalità che noi facciamo. La storia di questo palazzo e lo sforzo che stiamo facendo a far sì che questo palazzo, che era simbolo di morte, diventi simbolo di vita. E questo palazzo, che era segno del potere mafioso, diventi invece nelle mani del popolo. Ecco, per dirla con Don Tonino Bello, ai segni del potere stiamo cercando di realizzare invece e dimostrare il potere dei segni.